Il ciclo autunnale degli incontri alle librerie Italipost. Sopra trovate il programma. Sono 50 incontri nei prossimi 60 giorni, cioè uno ogni sera, su diversi temi. Il lunedì lo dedichiamo all'economia, il martedì lo dedichiamo al food e alla food economy, il mercoledì all'innovazione, il giovedì alla green economy, il venerdì alla formazione e il sabato mattina alla storia. Un programma ricco e intenso, che è la caratteristica delle librerie Italipost, che sono soprattutto un luogo di incontro, di discussione e di incontri con gli autori. Un format nuovo, che però serve a vivacizzare il dibattito, soprattutto di cultura d'impresa, che è quello che come dire, ci sta più a cuore, di questo territorio e degli altri territori dove andremo ad aprire le librerie, sempre territori industriali, perché questa è la nostra caratteristica. Come avete visto, sopra c'è appunto la libreria, che è una libreria invece a 360 gradi, dalla narrativa alla saggistica di vario genere, alla storia, alla politica, ai fumetti, naturalmente anche i bambini, perché diciamo, pensiamo che una cultura imprenditoriale non sia fatta soltanto di numeri, ma sia fatta anche di riflessioni più profonde. Grazie per essere così numerosi oggi. Abbiamo deciso di aprire con un libro che ha un titolo molto evocativo, Non smettere mai di sognare, che racconta la storia di un imprenditore simbolo, e ne discuteremo di questo territorio, ma simbolo non nel senso tradizionale, simbolo per quello che sta costruendo. Quasi è più interessante quello che sta facendo ora quasi che di quello che ha fatto fino adesso. Il libro è di Andrea Bettini e di Oscar Marchetto e poi li chiamerò qui. Però questi incontri che noi facciamo in libreria lo facciamo grazie anche all'aiuto di alcuni partner nostri, ma che sono soprattutto partner delle imprese, nel senso che aiutano queste imprese a crescere. Peraltro, proprio restando in temi di libri, The Lean Book, il tema dei processi organizzativi. Abbiamo con noi Riccardo Pavanato di Auxel, che inviterei a portare il suo saluto. Grazie Filiberto, e grazie a tutti e buona serata. Lungi da me voler togliere del tempo al motivo per cui siamo qua. Dico siamo perché sono ben volentieri venuto ad ascoltare una storia o un pezzo di una storia di impresa. Il motivo per cui abbiamo scelto come Auxel di essere partner di questa serie D, perché poi questa è una delle iniziative che abbiamo il piacere di supportare, appunto questa serie di iniziative, è proprio quella di poter entrare a contatto con storie di impresa, ancor più di quello in cui siamo immersi tutti i giorni. E come si ricorda l'amico Luca Vignaga, i libri, la letteratura, anche in impresa, dovrebbero avere, avranno un ruolo fondamentale. Portiamo un punto di vista che è quello sui processi, che per deformazione professionale è quello di cui ci occupiamo dalla mattina alla sera. Adesso permettetemi, visto non posso resistere, no, avendo l'opportunità di trovarmi di fronte a voi. Quanti di voi operano direttamente in azienda? Si può andare per alzata di mano, giuro che si paga uguale. Vabbè, operavo vale uguale. Vale uguale. Ok. Numero sì, no, in termini di esperienza senz'altro. Ok, numero sufficiente. Adesso riflessione che vi invito a fare. In quante delle vostre aziende è presente o era presente un ente, un dipartimento, un gruppo che si occupava di sviluppare i prodotti, chiamiamolo ricerca e sviluppo, chiamiamolo R&D, chiamiamolo ufficio tecnico nei casi, se volete, più semplici. Non mi serve l'alzata di mano, però provate a pensarci, immagino nella quasi totalità, se non nel 100% delle imprese. Bene, in quante delle vostre imprese, presenti, passate e future, c'è un gruppo, un dipartimento, un ente, dei soggetti che di mestiere dalla mattina alla sera si occupa dello sviluppo di processo? Probabilmente molte meno, perché i processi sono intangibili, sono qualcosa che non vediamo. Tutti i giorni abbiamo però a che fare con questi.
non saliremo mai a bordo di un aeroplano, di un'automobile, di un treno, di un qualsiasi mezzo di trasporto, di un semplice ascensore, di una scala progettata male o non progettata affatto. Eppure tutti i giorni saliamo a bordo di processi, ma non tanto metaforicamente, che non sono stati progettati, vi stupireste, o che sono stati progettati male. Ecco, il nostro, insomma, uno dei motivi per cui esistiamo è proprio quello di lavorare su questo, sulla cultura di processo, che fa parte della cultura di impresa. Sicuramente non ne ha bisogno Somek, o ne avrà magari bisogno, no, in termini evolutivi, e quindi lascio la parola a chi seguirà, e vi chiedo però magari di usare anche questo punto di vista nella lettura di quello che si avrà detto questa sera. Grazie a tutti. Grazie Riccardo, io posso testimoniare non per che ho visto dove avete applicato processi anche in qualche azienda padovana e oggettivamente poi i risultati si vedono. Ma veniamo a non smettere mai di sognare. Invito Oscar Marchetto e Andrea Bettini. Siccome siamo molto lean anche noi un solo microfono, perché le ridondanze vanno eliminate dall'azienda. In 10 minuti ci raccontate questo libro, partendo dal titolo, Non smettere mai di sognare. Allora, si sente? Sì. Non è un libro di favole. Il libro effettivamente è... Non si è spento. Hai spento, scusami? No. Tieni questo allora. Allora, dicevo, il libro non è un libro di favole, nonostante il titolo sia particolarmente evocativo. Direi, prendendo spunto da una parola che ho appena sentito, il progettare. In questo libro si parla di progettazione. Di cosa? Di progettazione del futuro di un'impresa. Quindi, sì. Filiberto, in 10 minuti, secondo me, questo tempo qua, più che a raccontare cosa c'è in queste pagine, se è d'accordo anche Oscar, racconterei come è nato la Genesi. Anche perché non è, inizialmente quando ci siamo incontrati la prima volta, c'era un po' di titubanza, facciamo questo libro o meno. Il tutto nasce da un incontro, l'incontro che è stato decisivo tra un amico in comune che è qua in sala, Gianluca Scarcella, che siccome io mi occupo di raccontare storie di impresa, ha detto tu devi conoscere prima o poi questo Oscar Marchetto che è una bellissima storia da raccontare. Ci siamo incontrati la prima volta, però tu dicevi ma che senso ha raccontare la storia di un'impresa? E gli ho detto ma se parlassimo invece di futuro? E da lì è nato, cosa è nato? È nato questo libro, ma è nato la prima volta che ho detto di no, che non volevo fare, perché io fare un libro sono l'ultimo che posso far scrivere un libro. E lui è tornato dopo una settimana e mi fa, no, allora facciamo un'intervista. Allora è nato questo libro fatta da una ventina di interviste, tutti i lunedì, circa mattina dalle 9 alle 10, era come un psicologo, mi snervava, mi toglieva l'anima, però è uscito questo libro che per me, Mai smette di sognare, è un qualcosa che tu devi... a me ha insegnato quando nella mia esperienza professionale precedente dovevo creare dei prodotti, dovevo pensare cosa serviva il prodotto che creavo 2 anni prima, 3 anni prima, perché pensarlo, progettarlo e metterlo nel mercato vuol dire crearlo, pensarlo prima. Dovevi capire cosa voleva il mercato, dovevi pensare, progettarlo, non anticipare troppo il mercato, perché altrimenti il mercato non lo prende, non essere troppo in ritardo perché sei troppo tardi, pensare al momento giusto. E questo mi ha insegnato nel momento in cui da operativo che ero a passare a presidente di questa società qui, è nata del 78, poi io l'ho presa in mano nel 2013, settembre 2013, con il mio amico Massimo, che poi racconteremo anche come è successo, da un'azienda piccola ma soprattutto in cattive acque, a trasformarla in un'azienda che è quotata all'MTA, fa circa quest'anno sui 300 milioni, così dalle previsioni sono quotati in borsa, non posso dire, però gli analisti la danno a 300 passa milioni,
quasi 1 miliardo di ordinato e circa 26 aziende incorporate in questo periodo. Pensare, come dicevo prima, se tu sei operativo fai fatica a pensare alla strategia. Io mi sono messo in quel momento lì a fare il presidente e ho pensato come un progetto di crescita e di aggregazione di questa società qua poteva essere il prodotto mio, che è la Somec, cioè l'azienda. Perciò proiettarmi in futuro, darmi soprattutto degli obiettivi, perché se tu non ti dai ogni giorno ti devi dare degli obiettivi, metti in discussione ogni giorno di quello che fai, ma non cambiare quello che fai, capire se puoi modificarlo, se è giusto, se vuoi perfezionarlo, eccetera, eccetera. Perciò gli obiettivi sono fondamentali se tu vuoi arrivarci. Se non ti metti degli obiettivi, sì, oggi è così, domani va bene, domani facciamo un giorno, andiamo di qua e spostiamo sempre gli obiettivi. Ecco, la borsa, oltre che fare un'operazione strategica che entrare nel mercato americano, che noi pesiamo circa il 40, quasi il 50% del mercato americano, produciamo lì, è stato anche una disciplina. Cioè la borsa mi ha permesso di fare l'acquisizione, di fare l'aumento di capitale, fare l'acquisizione per integrare questa azienda qui nel mercato americano, che anche lì è stata una start-up che in poco tempo proprio da zero, è passata a 100 milioni di dollari di fatturato, che abbiamo iniziato l'avventura sempre anche con Massimo, a dare una disciplina, perché tu quando la mattina arrivi in azienda, sei il presidente, sei il maggiore azionista, però non tutti la pensano come te, non tutte le aziende la pensano come te, i soci delle aziende, i manager, eccetera, eccetera. Ti dà gli obiettivi, ti dà una disciplina, un'organizzazione e un obiettivo, perché hai aperto il mercato, ma soprattutto hai degli investitori che devi dare delle risposte, devi dare degli obiettivi. Perciò anche questo ha permesso di strutturare e man mano crescere, strutturare sempre e fare delle operazioni di acquisizione. E un'altra cosa, allora, non è il mio primo libro che racconto storie di imprese, però questa ha una particolarità. Perché? Perché appunto non è un'autocelebrazione di un imprenditore, ma è successo una cosa particolare con Oscar. È successo, allora io sono un aziendalista, quindi confermo che arrivo dal mondo, sono laureato in economia aziendale, insomma, quindi un po' di dinamiche di come funzionano le imprese le conosco. Ho il piacere di entrare in aziende diverse tutti i giorni. La prima volta però che ho conosciuto Oscar, al di là della bellezza della storia, perché effettivamente in pochi anni è riuscito a far decollare un'azienda, è che mi sono trovato un imprenditore che sì, ama quello che fa, però non è un amante del prodotto, del servizio che fa, ma ama proprio il tema dell'impresa vista come un elemento che deve crescere, evolvere. Sentivo prima anche questo termine qua, l'evoluzione dell'impresa. Ed è interessante questa cosa qui, perché? Perché soprattutto avendo il piacere di lavorare in particolar modo con imprenditori veneti, straordinari, se c'è magari certe volte un limite è quello che sono molto focalizzati sul fare il prodotto, migliorarlo o il servizio, però con Oscar è lì che mi ha scombussolato le carte, abbiamo parlato di visione ed è questa la cosa che mi ha attratto, e torno al tema della progettazione del futuro. E volevo aggiungere una cosa, in quelle chiacchierate, allora, non diciamo cosa c'è nel libro, perché il libro va comprato. Il libro va comprato, ecco, solo una cosa, tu che sei un editore, Filiberto, sai che esistono gli instant book, sì. Cioè sono quei libri che se c'è un tema che va, si fa un libro attinente al tema. Questo libro non è un instant book, ma mi permetto di dire, infatti abbiamo messo le coordinate temporali, è stata quasi una dichiarazione di intenti di quello che si voleva fare, perché questo libro è stato scritto e dopo 2 anni quelle cose lì sono state fatte. Per quello vi ho detto che non è un libro... Io lo considero il capitolo 1 della storia Somec. Per quello non è un libro di sogni, ma parte sì dalla bellezza di sognare, ma poi arrivare alla... Sono state le evoluzioni. Sì. E volevo con te giocare tanto anche sul tema che tu hai detto. Sono stati degli incontri, perché effettivamente durante il libro sono stati proprio
delle belle chiacchierate. Ti sono servite anche queste? No, aspetta, fermiamoci, fermiamoci che poi gli lasciamo ancora spazio. Io intanto ringrazio Andrea Bettini. Dopo risponde. Ringrazio Andrea Bettini perché volevamo che lui ci desse gli spunti, diciamo, di lettura, e mi pare che ci siano tutti. Grazie a Andrea Bettini. E chiamo, si libera il posto qua, Andrea, adesso, perché chiamo Massimo Malvestio, che è già stato citato, e l'avvocato Giovanardi, perché abbiamo deciso, per non rendere la presentazione una sorta di cosa celebrativa, il rischio vero di questi incontri è di fare una cosa celebrativa, ma di prendere spunto dal caso Somec, dalla visione di Marchetto, dal sogno, diciamo, che è raccontato in questo libro, per fare una riflessione più profonda su alcuni temi che sono stati accennati, come per esempio il tema della crescita, perché si dice che le imprese venete sono piccole e vogliono restare piccole. Non è proprio così. L'altro giorno a Milano abbiamo fatto con l'economia del Corriere della Sera questa indagine sulle imprese che sono già andate oltre i 500 milioni e abbiamo visto tassi di crescita importanti anche in alcune aziende venete. Abbiamo citato Stevanato, Serialdox, eccetera, eccetera. Ho l'impressione che Oscar, un paio d'anni, supererà la soglia dei 500 milioni e entrerà, diciamo, anche in questa super top classifica. Ma appunto di fare un ragionamento su questo modello di impresa, come cambia l'economia e il territorio, perché poi un'impresa cresce anche se ha un territorio alle spalle. Lo banalizzo al massimo. Io ho trovato dei bravissimi imprenditori al sud, i quali mi dicevano: sì, però il problema è che quando ho bisogno di un pezzo, qualsiasi, la prima azienda che lo produce è a 150 chilometri. E quindi, per esempio, sottolineavano molto questa difficoltà del territorio. Il Veneto è molto ricco di imprese, ma forse quello che sta cambiando nell'economia globale è il fatto che alcuni fattori di crescita e alcuni fattori di supporto alla crescita che il territorio può offrire sono essenziali. Allora, dopo il primo cantore del modello Somec, lascerei la parola a Massimo Malvestio per spiegarci, da un punto di vista leggermente diverso da quello di Bettini, che cos'ha il caso Somec di particolare e perché è importante l'intreccio impresa-territorio. Una domanda complicata. Sì, io penso che sia interessante affrontare questo argomento, perché credo che sia stato uno degli ultimi incarichi che ho preso da avvocato quando Oscar è venuto da me e io gli dissi che ero obiettore di coscienza, perché o mi diceva che cosa voleva fare nel momento in cui fosse uscito dalla NICE e doveva prendere un'altra impresa, oppure io, imprenditori disoccupati ereditieri che poi annegano nel vizio il loro futuro, non lo volevo più difendere perché non volevo andare all'inferno e perché ne ho visti tanti vendere le aziende e rimanere completamente senza ruolo, senza identità e non saper cosa fare. Ma io me lo ricordo perfettamente il primo giorno che siamo andati, perché quando sono stato invitato, mi è stato detto che dovevamo parlare dei sogni. In realtà non abbiamo parlato di nessun sogno. Io mi ricordo quando Oscar mi disse: guarda, dovremmo farci liquidare con la Somec, che è l'azienda più scassata del gruppo, e secondo me non sanno a chi rifilarla, ma dice: io sono convinto di poter prendere la Somec e di poterla far funzionare. E in effetti perdeva parecchi milioni di euro ogni anno, anche se non si fosse riusciti a risanarla in tempi brevi. Però, ecco, voglio dire, se posso dissentire, non era un sogno, era un programma, perché ce l'aveva assolutamente chiaro, che adesso un po' smentisce il suo ruolo nel dire io ero un operativo, ma non era un problema di
essere operativo, il problema è di avere una visione alternativa. Io credo che quello che ha fatto Oscar in questi anni sia estremamente interessante proprio dal punto di vista che dicevi tu, perché Oscar non solo ha risanato la Sony, ma ha fatto due cose che secondo me sono in prospettiva cose su cui tutti gli imprenditori del Veneto dovrebbero riflettere. Primo, ha aggregato, ha detto prima, 26 società, tenendo conto che la Somec e Fabbrica negli Stati Uniti fanno 100 milioni di fatturato di per sé, penso più o meno. Le altre sono tutte microimprese di cui il nord-est è disseminato. Tutte microimprese che hanno imprenditori che vanno dai 60 anni in su come fondatori, come idea. Sì, li abbiamo noi, ma diciamo che siamo stati gli ultimi a aver goduto della libertà di impresa. E quando nel nord-est le imprese proliferavano. Ma adesso questi signori sono troppo piccoli per essere acquistati dai fondi, e poi potremo discutere di quanto utile sia questa cosa. Non hanno spesso eredi o non hanno eredi all'altezza, proprio per il fatto che hanno questa genialità di prodotto, perché pochi di questi sono usciti da Harvard e tanti sono usciti dalle scuole elementari o dalle scuole medie, però hanno una cultura del prodotto che è straordinaria. Chiunque sa, dire di essere veneti è come avere un brand. Io adesso non abito più qui, però quando la gente dice è come avere un marchio, è come Germania, il Veneto è un marchio all'interno dell'Italia, cioè l'Italia di qualità è il Veneto, e questa gente ha fatto questo marchio. Allora, tutta questa gente adesso non ha di fatto un futuro, perché ci troviamo in un ambiente in cui, soprattutto a livello normativo, anche per effetto di essere entrati, di far parte, di non essere entrati, abbiamo fondato, dell'Unione Europea, c'è tutta una normazione che è tarata e fatta sulle grandi imprese multinazionali, cioè c'è una complessità normativa sempre maggiore. Io quando ho iniziato a fare l'avvocato, uno bastava che sapesse 4 codici, adesso se non... adesso c'è, vi dico solo cos'è la legislazione sui rifiuti, la legislazione sulla privacy, cioè potremmo andare avanti a parlare di queste cose quanto vogliamo. Ormai è necessario avere un avvocato che fa solo quello, perché la complessità è enorme, però ognuna di queste imprese è condizionata dal non poter affrontare in maniera sufficiente ed adeguata questa gente. Non solo, questa gente si stanca di fare impresa. Pensate alla disciplina tributaria che questo paese è una disciplina che porta la gente a voler dire basta, non voglio più lavorare. Anche un problema di mercati, non solo di disciplina. Però Oscar è riuscito a fare una cosa, secondo me, assolutamente interessante. Di aggregare tutta questa gente, che sono tutti quelli che chiamano tecnicamente dei paroni, no? Che invece hanno capito che entrare nel gruppo Somec permetteva loro di mantenere il collegamento con la realtà e con l'evoluzione, da cui non si può prescindere, giusto o sbagliato che sia, e questa è la realtà. Dall'altra parte gli permette di entrare in un ambiente che per modernità finanziaria è di assoluta avanguardia nel nostro paese, cioè non sono più il finanziamento della Cassa Regolare con la fiduzione, stiamo parlando di una dimensione completamente diversa, ma è la dimensione verso cui sta andando il mondo. Quindi tutta questa gente continua a gestire le imprese, continua ad avere la propria impresa, sa che dopo di loro questa impresa avrà una vita, però al tempo stesso si adeguano alla complessità che la loro dimensione non consentirebbe di avere. E io credo che da questo punto di vista Oscar abbia fatto un lavoro assolutamente eccellente, che è premiato dai numeri, perché questo è avvenuto e funziona. Perché se non funzionasse, producesse utile, direi avremmo perso tempo e abbiamo imparato a sbagliare. Ma invece Oscar ha anche utili con questa cosa. In sostanza, Massimo, tu dici, è riuscito a integrare dentro un'azienda di dimensioni più grandi tutta una serie di piccole realtà che da sole non ce l'avrebbero mai fatta. E l'altra cosa, e dico un flash perché penso che sia assolutamente interessante sentire il professor Giovannari, e l'altra cosa è come è partita in America Fabbrica. Fabbrica sono due, un ragazzo di Trento e un ragazzo di Treviso. L'investimento è stato sulle persone. Voglio dire, adesso ci lamentiamo dell'esodo dal nord-est, ma quanta gente c'è allo stesso modo? Questa gente gestiva 700 milioni negli Stati Uniti. Se ci finanzi noi ci mettiamo in proprio. Ma questo è successo quanto? 6 anni fa? 7 anni fa? 2017. Cioè, fa 100 milioni di fatturato. Io sono pronto a scommettere che nel giro di 10 anni questa sarà l'azienda leader negli Stati Uniti. Non ho
nessun dubbio. Però anche lì è una dimensione territoriale, ci abbiamo trovato 2 razzapiave, cioè non è che siamo andati a cercare chissà cosa, perché è un network che comunque si riproduce. Allora, per arrivare, e concludo il ragionamento in estrema sintesi, cioè il Veneto sta affrontando, io credo innegabilmente, una fase di difficoltà che è dovuta a un modello che è pluralistico, non solo su base territoriale, perché abbiamo una quantità di piccoli comuni, non abbiamo il centro aggregatore, non abbiamo Milano, non abbiamo neanche Torino, non abbiamo Roma, ma meno che meno abbiamo grandi capitali europee, per cui stiamo risentendo di questa difficoltà, perché siamo sempre meno attrattivi sul piano della qualità delle persone che riusciamo ad attrarre. Chiunque ha una grande impresa lo sa che è difficile portare qualcuno da fuori a vivere qui in periferia. Ciò nonostante abbiamo, io credo, ancora tante carte da giocare, no? Quindi Oscar cosa ha fatto? Ha portato il piccolo a integrarsi e a giocare la partita in una dimensione maggiore. Cioè sul piano territoriale, secondo me, è la stessa cosa, perché noi o riusciamo a integrare tutte le piccole realtà, cioè la provincia di Treviso ha 900.000 abitanti, ha 85.000 abitanti, cioè come policentrismo non c'è dubbio che siamo al vertice, però noi dobbiamo creare le condizioni perché il policentrismo non sia una palla al piede, perché se non abbiamo più le banche, non abbiamo più le assicurazioni, che uno può dire cosa te ne fai, no, te ne fai, sono tante cose, sono anche noi l'università abbiamo una tale tradizione che stanno ancora tenendo, però un po' che si pone, e ci vuole un'alternativa che sia in grado di dettare una linea non soltanto sul piano dell'impresa, come io credo sia molto interessante, ripeto, quel che ha fatto Oscar, sia sul piano puramente della presenza territoriale delle imprese, delle istituzioni e di quant'altro. Ma quindi, scusa Massimo, mentre sul modello di impresa hai spiegato bene, sul piano del territorio quali sono le scelte che secondo te bisognerebbe fare per evitare questa marginalizzazione? Beh, secondo me dobbiamo giocare sulle nostre eccellenze. Allora, io per esempio, francamente, una scelta che non ho capito è aver abbandonato la metropolitana in superficie. Cioè, siamo una regione che ha bisogno di integrazione. Allora, se ognuno continuiamo ad andare per la strada, andiamoci per la strada, ma era un progetto già completamente sostenuto, pagato. Allora, hanno i soldi per tenere la scoppiata, per staccare le celle, ma i comuni dovrebbero preoccuparsi di restare competitivi. I comuni di 5.000 10.000 abitanti della provincia di Treviso non devono diventare periferia, perché se perdono i laureati e acquistano signore, con tutto rispetto per le signore marocchine, nigeriane abbandonate nel marino con 4 figli, non vanno da nessuna parte se pensano che questo sia lo sviluppo economico. Sarà una cosa... Perché purtroppo questa è la realtà. Io parlo qualche volta con tanti amici sindaci, mi dicono i laureati si vanno via tutti, soprattutto dai comuni più piccoli, più periferici, e abbiamo signore che il marito le abbandona, le sociali non sono neanche nate qui, ci costano, e questo è il futuro che vogliamo. Cioè, anche per pagare, per sostenere queste signore ci vogliono i laureati. Cioè, è inutile che ci prendiamo in giro. Il calo demografico di alcuni comuni chiude la posta. Gli asili, io ho scritto degli asili, anche un libro che ho fatto per te, no? Dicevano cosa interessa questo degli asili. Gli asili fa parte di quelle strutture che permettono alle donne di lavorare, che permettono ai paesi di esistere, che permettono alla comunità di sostenersi, essere solidale, avere un'identità. Cioè, se noi lasciamo che gli asili crollino, le parrocchie già sono andate per conto suo, ci troviamo in questa situazione, e chi paga? Paghiamo noi, perché noi siamo un modello policentristico che ha anche positivo proprio il fatto di avere questo tipo di comunità. Non a tutti dispiace questa vita di comunità, abbiamo anche un ambiente che non è dappertutto sviluppato, quindi possiamo vedere anche di quello. Però se cominciamo a non coltivare le infrastrutture che sono necessarie per sostenere questo tipo di modelli, e poi comunque le eccellenze abbiamo tante, imprese abbiamo tante, cioè abbiamo l'Università di Padova, comunque si voglia, è un centro di eccellenza mondiale. Adesso queste cose qua bisogna capirle e sostenerle, cioè lo dicevo prima, la ricerca scientifica anche in campo medico, l'IRCE, queste cose qua, bisogna cercare di portarle qua, bisogna cercare, adesso c'è una quantità enorme di soldi che va verso la medicina, la telemedicina, cioè noi non è che partiamo da zero. Però è un problema di risorse o un problema di testa? Mi dispiace dirlo, ma penso che sia proprio solo un problema di testa, perché il problema è avere coraggio di parlare di cose che non siano per oggi,
Cioè, questa è una regione che tra i tanti meriti ha anche una cittadinanza che ha spirito civico, senso sociale, tutte le statistiche che portano a un risultato che deriva dal civismo. Il Veneto è una regione che in Svizzera l'altra domenica hanno votato per aumentare l'età pensionabile. Forse nel Veneto sarebbe potuto passare un referendum del genere, in altre regioni d'Italia più difficilmente. E dico, ci sono delle caratteristiche su cui si può giocare, no? Allora, però è chiaro che bisogna ragionare un po' più a lungo termine, non possiamo inseguire il contingente. Dobbiamo capire quali sono le nostre eccellenze, ma non possiamo pensare che in un ambiente di competizione mondiale, cioè la fibra ottica, vedi come è stata affrontata, con una rilassatezza impressionante. Ci sono ancora zone che non sono servite nel Veneto, secondo me è assolutamente incredibile. Cioè, se abbiamo policentrismo siamo dispersi, la connettività è la prima cosa se vogliamo competere, dopodiché non essere urbanizzati all'infinito dà dei vantaggi, perché uno nel Veneto può avere una vita in tanti posti anche periferici, una vita che è qualitativamente migliore, può attrarre una nicchia di persone, ma bisogna attrarre persone di qualità. Noi dobbiamo puntare ad attrarre persone di qualità. Se lasciamo andare via i buoni e non andiamo in cerca dei migliori per sostituirli, è difficile. Grazie Massimo. Ti ho fatto... Non capirò mai la scelta che ha fatto Malvestio di andare all'estero, perché ne avremmo avuto bisogno da queste parti, ma questo è un giudizio mio. Ho fatto questa domanda se era un problema di risorse o di teste a Malvestio, perché con l'avvocato Giovanardi, per il quale ho un profondo rispetto e mi inchino, diciamo, alla sua conoscenza, competenza, eccetera, c'è sempre stato un punto sul quale, come dire, non sono mai stato convinto. Lui ha fatto parte della commissione per l'autonomia del Veneto, è stato uno di quelli che insieme a Bertolissi e ad altri carissimi amici, diciamo, si è molto speso sul fronte dell'autonomia, e tema che a me, più federalista che autonomista, diciamo, sono più convinto delle tesi di Miglio, diciamo, che no di quelle portate avanti in Veneto, mi ha lasciato sempre un po' freddino. Spiego il perché e lei mi distrugga pure poi. Nel senso che questa idea di teniamoci i soldi senza sapere che cosa farne, a me ha sempre portato a quel problema che trovo quando vado in Friuli Venezia Giulia, dove hanno l'autonomia, riempiono le aziende di soldi, gli imprenditori invece di andare in giro per il mondo e crescere corrono dietro al presidente della regione di turno, perché poi gli va bene uno e l'altro, perché devono intercettare le risorse pubbliche. E quindi l'autonomia vissuta in questa chiave, teniamoci le risorse, mi ha sempre lasciato perplesso, al di là del fatto che poi probabilmente non ci sarà mai, per ragioni abbastanza ovvie, del fatto che se vivi in un paese e ragioni sulle risorse così, tanto che penso che il ministro più autonomista di tutti sia stato Carlo Calenda, che facendo il 4.0 ha distribuito i soldi alle aziende che investivano e innovavano, e quindi sostanzialmente alle aziende del nord. A lei, professore, faccia pure di me quello che vuole. No, invece ci possiamo dare del tu, vero Febbo? Allora, no, invece quello che tu dici è, secondo me, molto interessante. La domanda è molto difficile, però è molto interessante perché se tu vai a declinare l'autonomia esclusivamente nella logica di trattenere risorse, e poi il dubbio che viene immediatamente un secondo dopo è: ma è tutto da discutere poi che queste risorse vengano gestite in modo producente, fattivo e creando sviluppo? Perché volendo poi c'è un problema che va ancora a monte, e cioè lo sviluppo lo creano gli stati o le regioni o le federazioni, se vogliamo parlare degli stati
federali e gli stati delle federazioni con la spesa. Io per esempio non lo credo assolutamente. Cioè, gli stati devono creare e gli enti territoriali devono creare le condizioni per garantire lo sviluppo del territorio, e molto spesso si creano queste condizioni tanto più quanto lo Stato è minimo, diciamoci la verità, e il Sud ne è una proprio dimostrazione lampante, perché al Sud arrivano, e sono arrivate negli ultimi decenni, una mole impressionante di risorse, eppure il Sud continua è in un baratro continuo, continua a scendere. Quindi se noi leggiamo l'autonomia esclusivamente nel senso di dire noi dobbiamo trattenerci più risorse, allora hai ragione tu, la battaglia è già persa. Invece l'autonomia è una cosa diversa, e cioè innanzitutto c'è un ente che si chiama Regione, che dovrebbe essere più vicino alle esigenze del territorio. Poi attenzione, se la Regione non si rivela più vicina alle esigenze del territorio, allora i cittadini devono essere molto, molto fermi. Ritorniamo allo Stato, cioè non è che l'autonomia, forza di cose, è il meglio, il decentramento è il meglio, l'autogoverno è il meglio, perché se uno guarda la Sicilia, hanno il 100% delle risorse che rimangono sul territorio, eppure le cose vanno sempre peggio. E quindi il primo punto, intanto c'è la Regione. La Regione deve chiedere, e ha chiesto, non delle materie, ma delle funzioni e delle competenze, laddove la Regione ritiene di poter far meglio, ritenga, scusatemi, di poter far meglio dello Stato in termini di minori costi e efficienza dei servizi che va a prestare, e le risorse vengono dopo. Cioè, se non c'è un progetto che è finalizzato a far meglio dello Stato, e per questo motivo mi devono arrivare maggiori risorse perché una determinata funzione la svolgo io al posto dello Stato, evidentemente così ha un senso. E se no, semplicemente teniamoci maggiori risorse, il senso ce l'ha fino a un certo punto. Dico fino a un certo punto, se mi consenti, perché? Perché guardate che al di là di Stato regionale o Stato federale o addirittura Stato confederale o Stato unitario, in tutti gli Stati, facciamo finta di essere in uno Stato unitario, le regioni le togliamo domani mattina, in tutti gli Stati lo Stato tassa dove può e spende dove deve. Non c'è discussione che le maggiori entrate dello Stato devono derivare dai territori più ricchi. Per questo capita in tutto il mondo. E però cosa succede nel nostro paese? Quindi sull'autonomia ti ho già risposto, però parliamo anche un po' di soldi. Cosa succede nel nostro paese? Che qualunque modalità di calcolo tu scelga, accade che c'è un fiume di denaro pazzesco, li chiamano residui fiscali. A me piace di più residui finanziari. Dopo qua ci sono polemiche pazzesche, si deve stare molto attenti anche a parlarne, perché sennò ti passano da egoista, eccetera. Però cosa succede? Che c'è un fiume di risorse che giustamente va dai territori più ricchi ai territori più poveri, 70-80 miliardi l'anno. Lo Svimez dice 50, vabbè, in 10 anni sono 500 miliardi, cioè stiamo parlando di cifre pazzesche. E cosa genera questo? Genera che ci sono dei territori, e sono i nostri territori, ma non solo, perché questo vale per tutto il nord e soprattutto per le 3 regioni che guarda caso si sono mosse per prime, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna. Ci sono dei territori che trasferiscono risorse. Sapete dal 2001 al 2017 in che misura? Una misura pari al 10% del PIL. Quindi vuol dire che tu hai un avanzo
un avanzo, non un deficit, un avanzo che è pari al 10% del PIL. Cioè le entrate che arrivano dal territorio superano ovviamente le spese che vengono fatte dal territorio, quella differenza è circa il 10% del PIL. Al sud hai residui gemelli, ma di segno opposto, cioè i deficit che sono pari al 10% del PIL. Ma ricordate tutti i discorsi che ci siamo sentiti dire sull'austerità? Cosa si diceva? Diceva, guarda, che un paese come l'Italia non può crescere se ha un deficit che è, se c'è un limite al deficit, e c'era il limite del 3%, no? Dalle regole europee. E si diceva, quando l'Italia faceva l'1,8 perché doveva rientrare, è impossibile, siamo in austerità. Ma se si è in austerità con l'1,8% di deficit sul PIL, cosa si è col 10% di avanzo sul PIL? Io su questo ho scritto tutte le parti, ho scritto anche in risposta al professor Pisauro, al collega Pisauro, che era a capo dell'ufficio parlamentare di bilancio. Io ho detto, ma scusa, tutti i discorsi che fai da neo-keynesiano sull'austerità, come mai non funzionano quando prendiamo un territorio? Non c'è stata risposta. Quindi non si deve, e chiudo, non si deve partire quando si cerca l'autonomia con l'unico scopo di trattenere risorse. Questo però non deve farci dimenticare che i nostri territori sono sottoposti a una formidabile stretta fiscale che comporta un drenaggio gigantesco di risorse, con la conseguenza che il nord non cresce perché noi non stiamo crescendo malgrado imprenditori eccezionali come Oscar Marchetto. Noi non stiamo crescendo da 20 anni, dagli anni 90 non stiamo crescendo. E quindi il nord non cresce, il sud sprofonda, il divario continua ad aumentare. Io vi chiedo se un paese può andare avanti per tanto tempo così. Io sono convinto di no. Se poi vogliamo fare un discorso di attrattività del Veneto, lì c'è anche altro da dire, però io qui mi fermo per il momento. Una battuta sul... Allora, quello di cui ho parlato è un problema del Veneto, ma anche delle altre regioni. Come è un problema del Veneto e anche delle altre regioni, quello che diceva Massimo, la difficoltà di vivere e fare impresa in un mondo così complicato, in primo luogo dal punto di vista delle norme che disciplinano ogni settore dell'attività di impresa. E questo è un problema nazionale assolutamente non risolto, visto che l'hai citato, dai 4.0 di Calenda. Perché? Perché il meccanismo oggi è diventato questo: si fa qualcosa per le imprese. Allora c'è il 4.0, la ricerca e sviluppo, tutti i crediti d'imposta, il credito d'imposta per il caro energia, si fa per le imprese. Poi però la regola è: ti controllo ogni come posso dire, ogni crocetta che hai fatto nella dichiarazione, e se hai fatto la crocetta sbagliata nel quadro K2 al posto del K3, oppure me l'hai scritto un anno solo che avevi il credito d'imposta, ma secondo me dovevi scriverlo in 2 anni quando io te l'ho detto, allora l'agevolazione me la dai indietro. E c'è anche poi un problema penale. Quindi c'è anche una politica a favore delle imprese, ma è una politica estemporanea senza strategia, e qui il problema è un problema culturale, perché questo paese le imprese non le ama. Cioè, Oscar non è amato in questo paese e dovrebbe esserlo. Il problema veneto, e quindi anche questo secondo, è un problema italiano. Il problema veneto è che purtroppo noi non siamo attrattivi. Pensate a cosa è Milano in questo periodo, che non era così Milano 30 anni fa, non aveva il livello di attrattività
che ha oggi. Oggi dire a dei ragazzi laureati vieni a vivere in Veneto non è semplice, anche perché È un forse fenomeno che riguarda anche Bologna, per esempio, Parma, che ecco, sono molto più attrattive. Bologna ha un'immagine di città, come posso dire, anche dinamica, anche culturalmente, che noi abbiamo meno, secondo me. Questo in modo, se vogliamo, anche si può discutere, perché insomma le risorse culturali, le università non ci mancano. Bisognerebbe lavorare un po' forse sull'immagine, non lo so, bisognerebbe creare attrattività in una regione che peraltro è anche una regione, io sono veneto, quindi sono un po' in conflitto di interessi, ma a me par bella sta regione, cioè non so, io sono contento di vivere qui, e sono contento di essere veneto. Però non vedo attrattività. Io ho 3 figli, i primi 2 fanno l'università, mi ha detto papà vado a fare l'università a Milano. E io non gli ho detto di no. Io ho detto vai. Forse sono un po' vittima anch'io di questo. Grazie. Grazie. Oscar, prendi il microfono. Allora, ricordandoci che poi devi rispondere anche alla domanda di Bettini, ti trascino su un terreno un po' scivoloso, ma poi vedi tu, insomma, perché tu sei uomo d'impresa, ma un po' di responsabilità del fatto che questo territorio non riesce, come dire, a essere attrattivo. Dipende un po' anche dal fatto che i nostri imprenditori, quelli già medi, diciamo, come nelle tue dimensioni, fanno fatica a pensare, come dice Aldo Bonomi, oltre le mura dell'impresa, cioè siete talmente concentrati a far bene nel vostro, con tutte le difficoltà, e grazie a Dio che lo fate, cioè non è un rimprovero, che fate un po' fatica diciamo, a cercare di creare quella coesione di territorio che per esempio in altri territori, in Emilia Romagna, gli imprenditori sanno far benissimo, di mettersi insieme per creare dei progetti di attrattività insieme. C'è un po' questo limite secondo te? Sì, assolutamente, perché innanzitutto manca la cultura di fare questo. Per esempio, io ho tanti amici in Emilia Romagna e in Lombardia e lì le generazioni imprenditoriali siamo già alla seconda, alla terza. Qui la maggior parte di quelli che incontro siamo la prima generazione che hanno dai 70, non come dicevo 60, dai 70 a 80 anni. E sinceramente, ma non per colpa loro, però hanno una cultura bellissima di fare azienda di prodotto, nel senso che sono formidabili. Il saper fare dei nostri veneti sono amati in tutto il mondo perché hanno l'invenzione, la creazione del prodotto che è fantastica, però gli manca la visione e l'apertura. Anch'io non ho fatto l'università, ho cercato di copiare il mondo anglosassone. Cosa ho fatto? Ho cercato di capire se rimanere egoista e tenermi il 100% dell'azienda oppure aprire i capitali e cercare di dar spazio ai manager, ai soci, al mondo finanziario, eccetera, eccetera. E questo mi fa sì che non essere egoista e non avere il 100% il paron sommet crei azienda e cresci. La cultura della maggior parte dei veneti, non tutti, ma la maggior parte dei Veneto, è quella che sono troppo concentrati, come diceva Massimo prima, a creare il prodotto. Purtroppo è bello, è bellissimo. Il grosso problema è quello che tu crei un prodotto, però poi cosa fai? C'è il bel prodotto lì, dopo bisogna venderlo, bisogna andare all'estero, bisogna strutturare l'azienda, bisogna fare marketing, adesso ci saranno sempre di più, è sempre più l'ESG, cioè i principi internazionali di bilanci, andare all'estero vuol dire andare negli Stati Uniti, mettere bond, garanzie, finanza, e se sei piccolo non hai la possibilità di fare questo. Se non ti aggreghi non hai la possibilità di fare questo, non hai la forza, non hai economica anche, oltre che la cultura. E questo per me è un grosso scoglio, perché essendo la prima generazione e avendo l'età 70-80 anni, ci sono due fattori. O piano piano ti spegni,
oppure se sei troppo piccolo i fondi non interessa perché è troppo difficile integrare un'azienda piccola, perché è lo stesso sforzo, forse anche di più, di un'azienda grande. Ci vuole di più perché non sono strutturate. Oppure cerchi di fare rete, come nel progetto che siamo partiti 2 anni fa a pensarlo, è quello di mestieri. Noi siamo, adesso torno un po' nel libro, del progetto di mestieri, l'ho chiamato mestieri perché quando andavo all'estero, quando soprattutto negli Stati Uniti, ci amano nel saper fare, i nostri artigiani che non vuol dire la bottega, quei 2 persone che lavorano, le aziende dai 5, 7, 10, 15 milioni di fatturato, quelli che lavorano nel legno, quelli che lavorano il marmo, quelli che lavorano il metallo, l'intarsi e tutte queste cose qua. Il saper fare italiano è invidiato nel mondo, io parlo anche negli Stati Uniti, perché non ci sono queste aziende negli Stati Uniti. Le aziende piccole nostre non sanno andare negli Stati Uniti perché non possono andare, non possono mettere finanza, lì purtroppo lavori con la bondistica, eccetera, eccetera, e non hanno la cultura di andare là. Allora sono sempre strozzati dai general contractor, cioè loro conoscono tutti gli architetti, eccetera, eccetera, però sono strozzati e non riescono ad andare di prima persona. Allora, l'hanno fatto nel Food Italy, non l'hanno fatto tanto bene, però adesso l'hanno rivenduta, l'hanno fatto nella moda. Stendiamo un velo pietoso. Esatto, l'hanno fatto nella moda, però perché la moda, i grossi gruppi si comprano la filiera? Perché per far pagare 5, 6, 7 mila lire e 1000 euro un paio di scarpe, una borsa, devi fargli vedere come la producono a mano, l'artigiano, eccetera, eccetera. C'è la cultura di far vedere la manualità, che noi ce l'abbiamo in Italia. E mancava però nel saper fare, cioè negli artigiani. E ho cercato di fare questo, abbiamo iniziato, adesso dobbiamo chiudere le ultime 2 operazioni che abbiamo annunciato e siamo 7 aziende, una che fa il marmo e tutte aziende che hanno 50-70 anni di esperienza. Il marmo, uno che fa le lavorazioni del metallo, uno che fa le finiture del metallo, uno che fa il legno, uno che fa l'intarsi. E queste qua, creandole tutto un gruppo di aziende che io compro la maggioranza e loro tengo dentro il titolare perché lui è bravo a fare quello che però si toglie tutti i problemi della quotidianità, della struttura, eccetera, eccetera. Stiamo creando questo progetto e dove questo progetto qui di mestieri andrà a fare quello che vuole il mercato estero, cioè tutto un involucro che posso dire degli yacht di lusso, case di lusso, retail di lusso, alberghi di lusso, eccetera, eccetera. Il tailor made, come fare un vestito su misura. E questo funziona. E ti dico un'altra cosa, tutte le persone, tutti gli imprenditori che sono andato a spiegargli il progetto, tutti mi hanno detto di sì. E questa è una cosa che ti fa riflettere, perché se tu sei credibile, se una persona credibile spieghi il progetto che vuoi fare, dall'altra parte capiscono il progetto e anche perché vedono che l'azienda più di così oppure si sta spegnendo piano piano. Infatti, credo, io ti ho conosciuto quando eri piccolo, in termini aziendali. All'inizio, sì. All'inizio. Credo che l'intuizione sia stata proprio questa, cioè quella di partire dall'essere il fornitore di vetri per le navi, traduco male, insomma, no? Dell'involucro, a poi dire, beh, ma poi queste navi hanno bisogno di questo, 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 e poi mi ricorderò sempre quella volta che mi hai spiegato i grattacieli sono delle navi messe dritte e quindi adesso comincio su quella... E poi c'è stata l'ultima evoluzione che è ancora diversa. Esatto. Ma sai, allora, innanzitutto se vuoi creare cioè io penso che un'azienda deve essere una storia da raccontare, soprattutto se devi anche raccontargli agli investitori, devi creare qualcosa. Allora, quella che siamo partiti con business, poi abbiamo guardato dall'interno se c'erano altri business, siamo entrati acquisendo le aziende e poi a un certo punto nel 2018, sì, il mercato è grande, siamo entrati in 3 business nelle navi da crociera, però il civile è più grande. Allora prendiamo la nave, la mettiamo in verticale e iniziamo anche a lavorare nel civile, perciò abbiamo acquisito, come diceva Massimo prima,
fabbriche negli Stati Uniti, abbiamo acquisito delle aziende nelle cucine professionali, altre aziende all'interio. Poi arriva il Covid, cioè il Covid era dura. Io sinceramente il 2020, a marzo, aprile 2020, mi sono seduto, cosa facciamo qui? Cioè ero colpito, le navi erano ferme, le cucine, i ristoranti erano fermi, le costruzioni erano ferme, cioè qui... E lì poi ho conosciuto Andrea, abbiamo scritto il libro in quel periodo lì, però lì c'è stata un'altra evoluzione, cioè ok, ho cercato di capire cos'era sta pandemia, perché sinceramente non l'ho vissuta mai una pandemia, però leggendo dura 2 anni e dopodiché quello che ti tolgono è quello che tu in teoria parti di più, cioè se ti tolgono la possibilità di muoverti, vai in vacanza, vai al ristorante, cioè cerchi di vivere una vita che non è quella della prigione, quella dell'oceano. Allora ho puntato, ho investito, perché in quell'anno lì, 2020, in mesi di lockdown, siamo passati dall'AIM all'MTA, mercato principale del borsa. Abbiamo fatto 4 acquisizioni e più la sostenibilità, perciò abbiamo investito, ora va, o chiudiamo, abbiamo investito, però ha dato ragione, abbiamo cambiato profilo, non abbiamo più la nave e il palazzo, lavoriamo per settori merceologici, cioè delle 7 aziende, perché ci sono che fanno tutta la parte di involucri esterni, progettano, che sia palazzi, che sia navi, è lo stesso concetto, è lo stesso materiale, la stessa progettazione, uno che fa le cucine professionali di tutto e uno che questo progetto di mestieri che è nato in quel momento lì, da viaggi che tutti quanti mi raccontavano che volevano sapere gli artigiani italiani, e facciamo questa sfida qua, facciamo qualcosa che non c'è, che non è facile, perché copiare, sai, copiare è facile, però creare un qualcosa che non c'è non è facile, però sta funzionando. Il mio obiettivo è quello che il mestiere diventi un brand con showroom all'estero, New York, Londra, Milano, eccetera, eccetera, e promuovere a questi architetti direttamente il tailor made di tutto il saper fare. Allora, ultime 2 rapidissime domande, poi sai che io sono un provocatore, quindi provoco. Il primo, forse non lo sai, ma sei debitore a Stefano Micelli al libro Futuro Artigiano, scritto ancora 15 anni fa, che teorizzava quello che in parte tu, no, che in parte che stai facendo, ma siccome c'è anche il professor Gubit qua, che forse sei debitore, ha scritto qualche pagina, ma per esempio è stato tra i primi a lanciare l'allarme: attenzione al modello emiliano, perché in Veneto siamo più indietro, no? Non riusciamo a sintonizzarci bene. Allora a me ha colpito quando in Emilia hanno costruito l'Università dell'Automotive, che è stata una scelta in parte politica, nel senso che poi la regione è intervenuta, ma è partita da alcune grandi imprese che, messe insieme ad aziende più piccole nell'ordine dei 70-80 milioni di fatturato come Dallara, ogni impresa ha cacciato fuori del denaro. Adesso non mi ricordo Dallara se ha messo 200, 300, 500 mila euro, insomma comunque una cifra consistente, dicendo qua abbiamo bisogno nella Motor Valley di fare il sistema, e hanno cacciato del denaro proprio. La mia prima battuta quando me l'hanno raccontato è stata: se l'avessero fatto in Veneto avrebbero messo 5.000, 2.000, 3.000 eccetera eccetera. Per tornare a competere, avendo una politica fragile come quella che abbiamo, c'è bisogno che gli imprenditori comincino anche a pensare dei progetti di cose che servono a loro, perché poi quelli dell'automotive non è che l'hanno fatto perché no, ma perché avevano bisogno. C'è la possibilità di arrivarci a creare delle condizioni di questo tipo? Noi veneti siamo un po'... Insomma, cacceresti 500.000 euro per un progetto? Per un progetto di aggregazione, sì, lo sto facendo. Di formazione? Sì, perché la formazione è quello che ti aiuta a capire, però ci vuole una generazione diversa, ma non perché chi l'ha creata, che ha quell'età che parlavo prima, non lo sappia fare, ma perché non può più farlo. Cioè, ti faccio un piccolo esempio, un'acquisizione 3 anni fa di una carissima persona che è ancora un amico, perché
ho un bellissimo rapporto, 80 anni, adesso ne ho 82, vado a parlare direttamente, perché per me l'imprenditore che fa 1 milione, che fa 5, che fa 10 è sempre un imprenditore. Vado io direttamente a parlare, a me piace fare scouting e andare direttamente dall'imprenditore. E io ho chiesto, guarda, ho questo progetto qua, mi piacerebbe la tua azienda perché è un marchio, eccetera, eccetera. E lui ci pensa un po', dopo un mese ritorno, sono tornato 2 o 3 volte, però la faccio corta, e mi fa, ok, ho deciso di vendere il 60%, perché io, sai, litigo con la mia carta d'identità, e ho deciso il 40%, c'ho mia figlia e il mio nipote che voglio lasciare il 40% per continuare la storia dell'azienda. Mi richiamo dopo una settimana, 80 anni, con la lacrima, mi fa, Oscar, purtroppo devo vendere il 100%. Perché? Perché mia figlia e mio nipote preferiscono i soldi. Ecco, cioè, e qua ti ho dato un esempio di dove siamo con la nostra impresa. Perciò, con chi la fai questa rete qua? Con che livelli la fai? Per me abbiamo bruciato una ventina d'anni, anche 30 anni, di cultura per poter creare questo qua. Per poter formare. Adesso formi chi? I figli del Paron? Che non hanno nessuna voglia Esatto, oppure gli ottantenni. Non sto parlando di tutte le aziende, ma per la maggior parte questo è il tessuto nostro. Ultima domanda, poi in maniera rituale ne faccio 2 rapidissime. Allora, facciamo prima rapidissimi, una ciascuno. L'arrivo di Intel a Verona, cioè di una grande multinazionale innovativa, eccetera, aiuterà a cambiare non solo il Veneto, ma anche Lombardia, Emilia, cioè potrà essere un motore, secondo te, Massimo, di anche una accelerazione più integrata di mercati, o è soltanto una localizzazione? Guarda, non so, perché dipende come verrà Intel e cosa verrà a fare. Perché un conto è se Intel viene a occupare 4.500 operai, un conto è se viene a fare funzioni di altro tipo. Cioè io credo che noi qui adesso possiamo compiacerci di tutto, però quello che dobbiamo cercare adesso, più che la quantità, è la qualità. Abbiamo un trend demografico che non è che ci impone i grandi numeri in tema di occupazione. Quello che è veramente necessario è la qualità. Adesso se Intel viene, io tendenzialmente direi benvenuti, ovviamente, però il problema è questo, cioè che cosa viene a fare Intel. Quando dicevo prima la medicina, l'università, dobbiamo cercare di portare quelle funzioni che richiedono alta qualità e non hanno bisogno di un contesto urbano particolarmente sviluppato. Questo secondo me è il punto strategico. Professore, scapperà via subito appena ha a che fare con la burocrazia italiana, Intel, o c'è qualche speranza, oltre al fatto che venga a portare funzioni pregiate? Allora, la burocrazia italiana è particolarmente impegnativa. È chiaro che maggiori sono le risorse e maggiori sono le dimensioni, e più si riesce a combattere con la democrazia e con la burocrazia italiana. Tieni conto, scusami, che oggi a me pare, io anche oltre a fare il professore, quindi mi sembra che oggi le contestazioni dalle imprese strutturate, le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, non mi sembra che siano più sull'ordinarietà. Una volta c'erano tutta una serie di contestazioni sull'inerenza dei costi, sulla competenza, si sbizzarrivano. Oggi mi pare che in primo luogo, come dicevo prima, si sottopongono ai raggi X tutte le agevolazioni concesse, in qualche modo appena c'è un dubbio vanno c'è tutto un mondo di evasioni interpretative, quindi di chissà che ragionamenti sulle operazioni straordinarie delle imprese che vengono guardate ai raggi X, anche quelle, e quindi la grande impresa secondo me non avrà più di tanti problemi da quel punto di vista. Chi invece soffre tantissimo per la burocrazia, per la complessità delle norme,
è proprio l'impresa che Oscar Marchetto cerca di aggregare, perché quelle imprese non ce la fanno, cioè le imprese che hanno una struttura amministrativa fatta da 3-4 persone che magari sono super lavoratori e persone che riescono a fare miracoli, sia chiaro, però diventa sempre più difficile. Quindi l'aggregazione è una strada necessaria, anche perché io alla semplificazione, quante volte avete sentito dire che adesso facciamo la legge sulla semplificazione, il decreto semplificazioni, ce ne sono ogni giorno si dice questo, è che io la semplificazione non credo, perché la prima semplificazione sarebbe metterla con i sussidi, con i bonus e con la disciplina del particolare. Cioè, se l'IRES è il 24%, le risorse le utilizziamo perché tutti abbiano il 23,50 o il 23%. Però questo diventa difficile per la politica, perché tendenzialmente l'idea è che si debba abbassare l'imposta a chi lo merita. E quindi ecco il credito d'imposta per il green, il credito d'imposta o chi è in grande difficoltà, il credito d'imposta per adesso per l'energia, il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, e se no, se lo facciamo per tutti, e quindi per l'impresa in genere, come facciamo a giustificarci? Trattiamo allo stesso modo. Poi non si prendono voti se fai una roba genere. Trattiamo allo stesso modo chi è green e chi pensa alla sostenibilità e chi invece magari pensa solo a far soldi. E allora in questo modo, se questa è l'idea che sta dietro alla normazione, la conseguenza è che si finisce nel caos. Oscar, ultima domanda telegrafica per te. Poi per fortuna tra i nostri partner, oltre ad Auxiel, c'è anche Astoria e Loison e quindi potrete chiacchierare con loro, diciamo, a tu per tu, con un bicchiere di prosecco e un dolce Loison. Un piccolo spazio pubblicità, si diceva una volta. Oscar, c'è una cosa di cui tu non hai mai parlato, ma che è, credo, fondamentale e essenziale. Una voce che si chiama EBITDA, che è la voce che tu riesci a tenere alta dentro i tuoi bilanci e che è quella che permette di finanziare la crescita. Con una vocazione a crescere, non per diventare grande e fare gli smargiassi di gente che è cresciuta e che comunica molto, diciamo, crescite e poi magari appunto con EBITDA pari a zero o addirittura in perdita, ce ne sono molti. Tu riesci a farlo così. L'altro giorno ho presentato il libro di Del Vecchio con Tommaso Ebert. Era un po' la mentalità, diciamo, di Del Vecchio. Adesso il paragone non regge e non mi permetto di farlo. Ha qualche margine in più, insomma, però. Ha qualche margine in più. Vabbè, tu stai su un settore un po' diverso, diciamo. No, allora il nostro business, la cosa buona del nostro business è che genera cassa. Questa cassa qua ti permette di fare le operazioni. È certo che le operazioni, quando tu fai un'acquisizione, non è che devi metterla assieme, cioè io faccio 100, l'acquisizione è 10, faccio 110. Questa qua deve fare 120, 130, allora funziona. Perché se tu la accogli solo e sommi il fatturato o la marginalità, vuol dire che è sbagliato, hai fallito. Perciò è qui anche la strategia che tu vuoi fare, cioè il progetto che vuoi fare. Se tu vuoi creare un progetto, quando tu le metti assieme devi sempre fare di più di 1 più 1, 2, se non 2, 3, 4, 5. E questo qua ti permette di crescere, di continuare a generare cassa, continuare a fare delle operazioni, perché io, ok, faccio un po' con le mie forze, un po' con la banca, però generando cassa riesci a pagare anche i debiti. Adesso c'è il problema, difatti, come un po' tutte le aziende, il problema dell'energia, il problema delle materie prime, il problema dell'inflazione, eccetera, eccetera. Però ero giovedì e venerdì a Roma con degli investitori che dopo la semestrale, eccetera, eccetera, parlavo con gli investitori e alla fine, prima di poter parlare con gli investitori, nel momento in cui ho parlato, gli ho detto che io mi sento molto resiliente, ancora di più rispetto a prima, perché
ho produzione negli Stati Uniti in dollari, lì. Perciò non è che devo portare, spedire, comprare le materie, siamo là. Siamo entrati anche con gli altri due business, quello delle cucine professionali, quello degli interior, mestieri. Abbiamo dei settori dove sono posizionati nel lusso, perché mestieri si lavora nella fascia alta e nell'anno del Covid, se voi pensate l'anno del Covid, i ricchi sono aumentati del 7%, la ricchezza è aumentata del 7%. Anche nelle peggiori crisi, i ricchi, anzi purtroppo c'è questo divario, però i ricchi si formano sempre di più. E se tu sei in quel segmento, in più sei anche nella parte del navale che ti aiuta, perché le crociere nel 2023, le previsioni e già i biglietti che hanno venduto per il 2023 è superiore all'anno record del 2019. La gente non vuole più stare a casa, piuttosto non compra il frullatore, però esce a mangiare e va in vacanza. Perciò abbiamo dei business che posizionati anche tra l'Europa, perché io non sono in Asia, non sono in Cina, non sono in Russia, che Europa e Stati Uniti, viva Dio, abbiamo una democrazia, abbiamo delle logiche di industria, abbiamo delle regole chiare, non è che uno si sveglia, no, cambia tutto, abbiamo delle regole e abbiamo dei mercati importanti. Non vedo e penso che nei prossimi anni, difatti, abbiamo una crescita sostenuta anche in qualsiasi circostanza ci possa succedere. Bene, per chi è appassionato, diciamo, di persone così, che guardano avanti con fiducia e investono, consiglio di tornare giovedì prossimo, dove avremo un manager pubblico, Zeno D'Agostino, il presidente del porto di Trieste, che ha preso un porto moribondo e l'ha trasformato, rivoltato come un calzino, facendolo diventare la più grande e importante piattaforma logistica italiana, per cui io dico sempre a Zeno, sei l'unico caso, credo, di manager pubblico che ha fatto un'operazione di questo genere, mentre di imprenditori bravissimi, per grazia di Dio, ne abbiamo molti altri, per cui vi invito a venire. Grazie al professor Giovanardi, grazie a Malvestio, grazie a Oscar Marchetto. I commenti su questo del professor Costa e di Gubita li leggeremo nei prossimi giorni, immagino, sulle colonne del Veneto. Grazie a tutti, vi aspettiamo lì e vi aspettiamo in libreria.